lasciò il suo paese all'età di 20 anni, con in tasca dei soldi e niente più. Aveva una donna che amava da anni, lasciò anche lei per qualcosa di più. Promise a se stesso di non ritornare al vecchio paese della sua gioventù, dove nessuno voleva sognare i campi da arare e niente di più. Cominciò così a fare il vagabondo, girando paesi e città. Cercò la fortuna nei quartieri del mondo, dimenticando la sua povertà. Un giorno in casa di un grande poeta trovò dei ragazzi che parlavano di pace. Di colpo capì che era quella la meta che aveva raggiunto per essere felice. Ritornò così a fare